Javnosti dokaj neznan pravnik iz Firenc je skoraj popolni politični novinec. V položaju, da sestavi novo italijansko vlado, se je znašel potem, ko se zmagovalki volitev Gibanje petih zvezd in skrajno desna liga nista uspeli dogovoriti, katera stranka naj dobi mandat za sestavo nove vlade. V izogib novim volitvam sta tako predstavili skupnega kandidata, ki doslej ni bil politično dejaven. Sono professore avvocato. Nel corso della mia vita ho perorato le cause di tante persone. Mi accingo ora a difendere gli interessi di tutti gli italiani, in tutte le sedi, europee e internazionali, dialogando con le istituzioni europee e con i rappresentanti di altri paesi. Italijanski predsednik Sergio Mattarella je Conteju sicer včeraj podelil mandat za sestavo nove vlade, a se v medijih pojavljajo dvomi, če bo neizkušeni Conte sposoben krmariti tako nehomogeno koalicijo. Conte is going to be leading a coalition which is made up of two quite different parties. One is a very far-right party and the other party in many ways is a far-left party. In a lot of its policies it's in favour of more public spending, welfare spending, these kind of things. Kar nekaj skepse je tudi v italijanski javnosti, v kateri pa je vseeno občutiti olajšanje, ker je na vidiku konec politične negotovosti. Io lo spero per il bene del paese, perché già troppo tempo che avevamo bisogno di un governo stabile che riesca a risolvere un po' quelli che sono i problemi, specialmente per noi giovani. Quindi io non sono molto fiducioso nelle due persone dietro Conte, però spero che per il bene di tutti noi riescano veramente a fare qualcosa di utile, di serio e basta. Io ho sempre fiducia nel governo e nelle istituzioni. Questi hanno un po' delle cose un po' difficili secondo me da raggiungere, però dobbiamo sperare dai buoni italiani. Gli italiani l'hanno votato e devono governare e noi siamo fiduciosi. Conte se v naslednjih dneh in tednih ne bo boril zgolj za zaupanje javnosti, pač pa bo moral na svojo stran pridobiti tudi finančne trge. Napovedani ukrepi bodoče italijanske vlade, med katerimi sta tudi odmik od varčevanja in nižanje davkov, so namreč že poskrbeli za skepticizem vlagateljev na borzah.